Agrigento, nel corso del fine settimana, nella Valle dei Templi si è svolto l'evento 412 a.C., il trionfo di Esseneto, organizzato nell'ambito delle giornate archeologiche 2018 da Laura Danile, Giovanni Virruso e Zelia Di Giuseppe dell'associazione Past Activity e dal Parco della Valle dei Templi. Ci possiamo farti sentire l'Egyptian? Qui stiamo assistendo alla ricostruzione di un villaggio greco che abbiamo allestito appunto nella Valle dei Templi grazie allo straordinario lavoro dei rievocatori storici. Sono tutti ragazzi che in questo caso provengono dall'Emilia Romagna e dalle Marche, da città come Bologna, Modena, Reggio Emilia, Fano, però abbiamo anche dei rievocatori locali, tant'è che c'è un gruppo importante di San Cataldo e un gruppo proprio di Agrigento. Insieme stanno lavorando per ricreare quell'atmosfera straordinaria dell'antica Agrigento. I rievocatori storici sono persone che impegnano tutto il loro tempo, le loro energie, le loro risorse per ricreare nei minimi dettagli i personaggi dell'antichità. Lavorano su varie epoche, in questo caso abbiamo selezionato coloro che in Italia più degli altri sono in grado di interpretare gli antichi greci di Agrigento, perché qua stiamo rievocando il 412 a.C., un momento straordinario per la città di Agrigento, ricchissima, potentissima militarmente, per cui mettiamo in scena la parte più bella dell'Agrigento antica e i rievocatori si sono impegnati a lavorare per questo. Siamo tornati indietro di 2500 anni. È una ricostruzione filologica naturalmente che illustra alcune delle attività che si svolgevano nel periodo classico, in questo caso esclusivamente dedicato al mondo greco, connesso naturalmente a quello che sarà l'evento clou, che è il trionfo di Esseneto. Ma devo dire che c'è una fedeltà nelle riproduzioni che consente anche di scoprire i minimi dettagli su come venivano costruite le armature, su come veniva utilizzata la scrittura, le tecniche anche di realizzazione degli inchiostri. Cioè è veramente uno spaccato di vita sia quotidiana ma anche di livello scientifico e filosofico di alto livello. Quindi confermiamo il nostro interesse. Questa è la seconda edizione, sicuramente se queste sono le premesse e i risultati ce ne saranno altre. Una bellezza storica quale quella del parco che trova ulteriore animazione attraverso la ricostruzione di momenti storici che però sono intrisi di un grande realismo ricostruttivo, nel senso che vengono proposti alle scolaresche, ai visitatori, agli studenti una serie di oggetti, di tradizioni, di armi e di armamenti, di divise militari che evidentemente non fanno altro che sollecitare la curiosità intellettuale soprattutto dei giovani, e questo credo sia un ulteriore risultato positivo di un percorso formativo che voglia essere globale, e cioè che voglia guardare alla storia non solo attraverso i momenti necessari, fondamentali di studio e di lettura, ma anche attraverso una veridicità che viene data in un ambiente assolutamente naturale e coinvolgente qual è appunto quello della valle. Questo tipo di iniziative ha sicuramente una potenzialità enorme, non soltanto da un punto di vista didattico, ma anche da un punto di vista turistico, perché potrebbe aprire dei nuovi scenari per la Sicilia, di una fruizione dei luoghi archeologici, dei siti culturali come luoghi da vivere, come luoghi nei quali trovare un barco spazio-temporale che possa riportare la gente indietro nel tempo, come è possibile in Valle dei Templi.